Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron che te vieron en la arena. Buongiorno, sono Laurino Nardin, un collaboratore del comitato che organizza la tradizionale sagra del paese di San Vito. Oggi, sabato 25 luglio, è in programma la prima marcia Passeggiando sul Torre, con un itinerario di 7 km, era previsto anche una versione di 14 km, ma un temporale di questa mattina ha reso le strade che erano state individuate impraticabili. Me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena, consecuencia de ese gran efecto y dance, 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 dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día, fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día, Dance, 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 baila de noche y de día, dance, 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 baila de noche y de día, dance, dance, dance. baila de noche y de día. San Vito è capoluogo dell'omonimo comune, istituito nel 1889 e conta in tutto circa 1400 abitanti, con le frazioni di Crauglio e Nogaredo. L'abitato è citato per la prima volta nell'anno 1000, Apud Sanctum Vitum. Il toponimo deriva dal santo omonimo, probabilmente da una forma vicus, cioè villaggio, precedente. Il torrente Torre, che peraltro è asciutto per gran parte dell'anno, scorre ad est dell'abitato. In epoca romana faceva parte di un predium dipendente da Aquileia. Sul finire del primo millennio il territorio fu donato al patriarcato da parte dell'imperatore Ottone II. Dal 1526 passò sotto il dominio osburgico e vi rimase fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1923 fu aggregato alla provincia di Udine. Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina, que tú mueves la cintura con indecencia. Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola, sientes el ritmo y te descontrolas, eres la envidia meneándote toda, por eso dance, dance, dance. Altro luogo notevole è Casa Marcon, inserita nel centro del paese, la cui tipologia è da riferirsi a quello di una villa veneta. Altre case di un certo valore storico si trovano in diversi punti del paese. Notevoli sono anche alcuni archi in pietra. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día, fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día, Dance, 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 baila de noche y de día, dance, dance. Bene, siamo qui al ristoro organizzato dagli Alpini di San Vito. Sentiamo qualche partecipante di questa prima marcia longa di San Vito al Torre. Buongiorno, ottima organizzazione, peccato il tanto caldo, comunque molto bene, abbiamo anche la griglia qui, ottima organizzazione. Ma non fa caldo perché ha piovuto stamattina, ha rinfrescato? Cosa dici? Che non siamo sudati assolutamente, non fa caldo, è tutta un'impressione. Grandi ai vari Plescavizza, numero 1. Perfetto, grazie e buon proseguimento. Grazie. Sentiamo un altro parere da questi giovani ragazzi su questa marcia longa. Fa caldo. Per me Distruttiva. è vero, sì, fa caldo. Oggi fa veramente caldo. Bravi ragazzi, continuate. noche y de día, dance, dance, baila de noche y de día, día, día. Cae una luz de día, negro blanco está prendida, ron de caña, brujería, Santa Cruz de azul, bahía, poca ropa, sudadita, fuego puro, agua fría, la vida es un carnaval, baila de noche y de día. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos
mare, senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire. Allora, buongiorno a tutti, sono un collaboratore delle Aquile Friulane che organizzano questa 30ª marcia dell'amicizia di Moruzzo. Ci troviamo appunto a Moruzzo, questo paese sulle colline moreniche, è un paese di 2400 abitanti, oggi la giornata sembra bella, ha rinfrescato, quindi abbiamo un'ottima affluenza di partecipanti. Ci vediamo più tardi per il proseguo della marcia. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Sta a casa il tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge, questa vita ti sconvolge. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Ci troviamo a Ristoro presso l'agriturismo Tre Castelli. Fra i partecipanti abbiamo anche Daniele Chiarvesio, sindaco di Fagagna, sportivo, ex calciatore, ancora cacciatore con gli amatori. Come hai trovato questo percorso? Il percorso, come di solito, le Acque Friulane l'hanno allestito molto bene, nonostante la pioggia di questa notte, per oltre 3/4 del percorso è tranquillamente transitabile. Poi mi sembra che all'ultimo momento hanno posto rimedio anche nella zona delle torbere, dove c'era un po' di acquitrinio, quindi meglio di così non poteva andare. Abbiamo con noi Elisa che viene da Udine. Le è piaciuto questo percorso, questo paese? È molto molto bello, la parte dentro il bosco è splendida, davvero, complimenti per l'organizzazizione e tutta. I muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere, e senza sapere quando. Allora, fra i partecipanti alla marcia, Massimiliano di Udine, allenatore dilettante dell'Oltre, come hai trovato questo percorso di Moruzzo? Non è la prima volta che lo faccio, è sempre molto bello. L'organizzazione è molto, molto attenta nel variarlo ogni anno, facendo passare però il gruppo sempre nelle zone un po' più caratteristiche. Senza sapere quando.
Allora chiudiamo questa giornata con la marcia dell'amicizia di Moruzzo, è andato tutto bene, la giornata è stata splendida, quasi 900 partecipanti, quindi un bilancio senz'altro positivo. E ci diamo appuntamento domenica prossima al 31esimo Ungir Paighiai a Crauglio di San Vito al Torre, ci saranno i chilometri 6, 12 e 20. Ci vediamo tutti domenica a Crauglio. Arrivederci.